esperienze, incontri, scoperte, tutto questo e molto di più ci accompagnerà anche in questa nuova puntata della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. E quindi, come ormai tradizione, vi dico benvenuti a bordo. Nella scorsa puntata vi avevamo anticipato che avremmo approfondito alcune peculiarità di questo nostro viaggio guardandolo da punti di vista diversi. Una crociera, di per sé, riportando esattamente la definizione Treccani, è una navigazione seguita per diretto da navi per passeggeri per un viaggio di piacere, prevalentemente marittimo e di solito con un ritorno al punto di partenza. In quella finestra tra partenza e ritorno al punto iniziale si vivono talmente tante esperienze e visitano così tanti luoghi come nessun'altra tipologia di viaggio. Nel nostro caso però si aggiunge la missione della musica, arte e cultura napoletana, ovvero sia esportare il sapere partenopeo e trovare gli intrecci con le realtà locali che si visitano, assumendo un valore ancora più forte ed attuale, come ci ricordò a Palermo l'onorevole Cristina Ciminnisi. Oggi più che mai è necessario andare a ritrovare appunto quello che ci unisce. Siamo in un periodo di grandi divisioni ed è fondamentale capire che uniti si può andare lontano, si può crescere insieme, invece divisi non si va mai da nessuna parte. Un percorso, quello della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, nato 18 anni fa, che continua a solcare i mari ed è un evento unico che porta la parte più autentica ed affascinante di Napoli in giro per il Mediterraneo. Un format originale nato da un'idea di Francesco Spinosa che unisce spettacolo, tradizione e valorizzazione culturale, trasformando la nave, e ve lo stiamo raccontando, oltre che mostrando, in un vero e proprio palcoscenico galleggiante. Quasi 2 decenni di appuntamenti, emozioni, concerti e conoscenza che sono saliti a bordo insieme ai nostri artisti, ma soprattutto sono tornati a casa con i nostri passeggeri. Gli scambi culturali sono la vera essenza della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, perché scopriamo somiglianze e differenze fra i popoli fondamentalmente. Ricordo in particolare lo scambio di Santorini, dove praticamente fummo accolti da una band in vestiti tradizionali che ci accompagnò per tutte le strade di Santorini, cantando insieme loro musiche tradizionali greche e noi in napoletano, e veramente fu un momento di gioia autentica. E appunto scopriamo che la lingua della musica può renderci tutti vicini da questo punto di vista. La crociera ha uno scopo molto chiaro: portare nel Mediterraneo il ricchissimo patrimonio musicale, storico, artistico e culturale napoletano. Non è solo un evento, è un viaggio nel cuore di una tradizione che ha saputo conquistare il mondo con la sua bellezza senza tempo. Diciamo che proprio l'obiettivo centrale è proprio questo di contaminare le varie etnie, le varie musiche del Mediterraneo. Noi siamo stati a Palermo, ci siamo incontrati con gli amici di Palermo, ma negli anni precedenti in ogni porto che tocchiamo, quando il tempo ce lo permette, incontriamo amici, artisti e musicisti degli altri paesi. L'anno scorso siamo stati a Santorini, ma anche a Dubrovnik, anche a Istanbul fummo accolti al Conservatorio di Istanbul e ci onorarono con le canzoni napoletane suonate con strumenti turchi. Era una cosa veramente bellissima. Ma siamo stati alla Pinacoteca del Pireo con Peppino Di Capri, poi siamo stati a Cagliari con Nino D'Angelo. Insomma, dovunque ci presentiamo noi con la musica è veramente come una chiave di apertura. Quando ti presenti come artista della musica napoletana si aprono tutte le porte, in qualunque parte del mondo stai.